Il cartello sociale di Agrigento interviene sull'azzeramento della giunta Miccichè. Non è certo una buona notizia per la città. Anche il gruppo della DC al comune afferma: è una nostra vittoria politica, il sindaco esponga un nuovo programma politico o si dimetta. Nostra intervista al dirigente generale dell'Agrigentino Salvatore Iacolino, dirigente dell'assessorato alla sanità. Tra i punti cardini quello dell'abbattimento delle liste di attesa e il potenziamento dell'offerta per gli ospedali di Agrigento e Sciacca. 2 le persone arrestate in possesso di cocaina, uno è di Agrigento, l'altro di Porto Empedocle. Nominato il nuovo assessore all'economia che prende il posto del dimissionario europarlamentare Falcone e Alessandro Dagnino, nominato dal presidente Schifani. Nuova campagna nazionale della Polizia di Stato contro l'abbandono degli animali durante la stagione estiva. Mare Amico interviene sul degrado delle nostre coste, su San Leone, Costa Bianca, Scala dei Turchi. Su Zingarello saltano i turni di distribuzione idrica, si è arrivati ad attendere oltre 25 giorni. Sensazionale colpo di mercato per l'Agragas, acquistato il giocatore Simone Lofaso, esterno offensivo con esperienze anche in Serie A. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale. Apriamo con un comunicato del cartello sociale del Consiglio pastorale della città di Agrigento sull'azzeramento della giunta comunale. A prescindere dalle diverse sensibilità politiche di ognuno, non è certo una buona notizia per la città, il servizio. Anche il cartello sociale e il Consiglio pastorale dice la sua sull'azzeramento della giunta comunale di Agrigento per iniziativa del sindaco Miccichè. A prescindere dalle diverse sensibilità politiche di ognuno, non è certo una buona notizia per la città. Da tempo si registra una grande fibrillazione nel mondo politico locale e soprattutto riguardo gli equilibri tra le forze di maggioranza a Palazzo dei Giganti. Tuttavia, il cartello sociale sostiene non è una buona idea arrivare alla resa dei conti all'interno dell'esecutivo in un momento come quello attuale. L'emergenza idrica da un lato, i clamorosi ritardi sul fonte di Agrigento 2025 meritano grande attenzione e senso di responsabilità davanti alle attese di una popolazione esasperata per la mancanza di acqua e perplessa sul modo di preparare la città a quello che viene ritenuto un appuntamento irripetibile. Ci auguriamo, afferma il cartello sociale, che la politica si riappropri della sua funzione di servizio nei confronti del territorio, mettendo da parte i calcoli di bottega, guardando al bene comune. Sarebbe facile, davanti a questo spettacolo poco edificante, muovere strali contro la giunta Miccichè o aizzare la cittadinanza arrivata ai limiti della sopportazione. Tuttavia, il nostro amore per Agrigento e il senso di responsabilità ci suggerisce di muovere un semplice richiamo ai maggiorenti delle forze politiche locali affinché si ripristinino le condizioni per un rilancio dell'azione amministrativa attraverso un messaggio forte che rassicuri chi si appresta a visitare la nostra città e che assolva anche una funzione pedagogica per contare sulla collaborazione degli abitanti. E sull'azzeramento della giunta Miccichè interviene anche il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana affermando: è una vittoria politica di cui rivendichiamo una considerevole parte, il servizio. Il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana al Comune di Agrigento, formato dai consiglieri Vitellaro, Zicari, Bongiovì e Spataro, intervengono sull'azzeramento della giunta. È una vittoria politica, sostengono, di cui rivendiamo una considerevole parte. Da mesi chiedevamo al sindaco un cambio di passo significativo, fare retromarcia dallo scollamento totale con il Consiglio Comunale e con la città,
prendere atto dello sfacelo politico-amministrativo intorno a lui. Apprezziamo la sua mossa, ma non ci basta, affermano i consiglieri comunali della Democrazia Cristiana di Agrigento. Aspettiamo un nuovo manifesto politico da parte sua che indichi tra le seguenti priorità di governo: trasparenza, vendetta per la Villa del Sole, rivoluzione nei servizi sociali, che devono tornare a essere il cuore pulsante di questa amministrazione. Chiarezza sul progetto di gestione rifiuti e sui rapporti con l'AICA e la gestione della crisi idrica, rimboschimento delle aree verdi, del piazzale Rosselli con annesso parcheggio e di quello Icori da salvare dalla totale incuria. Che si chiuda tombalmente con la stagione dell'approssimazione, che ha portato, solo per citare alcuni eventi, a non avere le somme per terminare piazzale Ravalusella, a non comprare una seduta per disabili nella altalena del lungomare, a lasciare la città al buio per avere fatto scadere il contratto, non avere bandito la gara, a una continua richiesta di esternalizzare tutti i servizi, all'acquisto dei SUV per tenerli parcheggiati al parcheggio pluripiano. Che il sindaco dimostri il suo valore esponendo un nuovo manifesto politico, o se non è questo il senso della sua mossa, che si dimetta. Questo quanto chiesto dai consiglieri Vitellaro, Zicari, Bongiovì e Spataro del Consiglio Comunale di Agrigento, Democrazia Cristiana. Bene, vediamo ora le novità sull'attività dell'assessorato regionale alla sanità direttamente dal dirigente generale, l'agrigentino Salvatore Iacolino. Tra i punti cardini, quello dell'abbattimento delle liste d'attesa, la revisione della rete ospedaliera e per la nostra provincia il potenziamento dell'offerta per gli ospedali di Sciacca e Agrigento. Sono stati assegnati 33 medici per le nostre strutture sanitarie. Lo abbiamo intervistato. Dottor Iacolino, qui a questa festa dell'Ordine dei Medici ci sarà un suo intervento, anche un bilancio della sua attività, dell'assessorato che dirige, che in questo momento assume un ruolo importantissimo anche per le cose che state facendo, che è quello della sanità. Beh, c'è la sfida del PNRR, 806 milioni di euro che sono stati finalizzati per potenziare la medicina del territorio, per rendere l'assistenza sanitaria territoriale di prossimità più vicina alle esigenze dei cittadini, dalle centrali operative alle case di comunità, agli ospedali di comunità. Allo stesso tempo un potenziamento tecnologico. La medicina ha bisogno però di personale, il profilo professionale medico oggi è particolarmente carente, ci siamo dovuti rivolgere all'estero, così come stiamo lavorando intensamente per quanto riguarda il processo di abbattimento delle liste attese, incrementando l'offerta istituzionale, con un piano di azione che prevede un cronoprogramma e obiettivi concreti e sfidanti nei confronti dei direttori generali appena contrattualizzati. Il prossimo step sarà evidentemente la revisione della rete ospedaliera, nella quale evidentemente dovremo eliminare duplicazioni, sovrapposizioni, concentrare l'offerta sanitaria, garantendo tuttavia a ogni ospedale una dignità da ospedale con specialità che possano offrire una vasta gamma di servizi nei confronti della popolazione assistita. C'è un abbattimento delle liste d'attesa? C'è stata una notevole riduzione delle liste attese, è un problema nazionale. Recentemente il governo nazionale è intervenuto con un decreto legge sul quale la conferenza Stato-Regione ha formulato e proposto osservazioni e rilievi. Abbiamo lavorato intensamente da un anno anche con l'apporto dei privati convenzionati e delle case di cura private che hanno avuto e avranno un ruolo importante in questo processo graduale di revisione delle liste di attesa e soprattutto di erogazione concreta di prestazioni sia ambulatoriali che di ricovero. E questa è la vera sfida che certamente ridurrà notevolmente il ricorso da parte del privato cittadino alle aree di emergenza, oggi ingolfate da richieste di prestazioni assolutamente inappropriate. Un po' così su Agrigento, sulla sua città? Beh, la provincia di Agrigento è una provincia importante, il direttore generale ha nominato è stato contrattualizzato, anche nei suoi confronti ci sono obiettivi concreti, va certamente potenziata la medicina ospedaliera come quella del territorio, ci sono alcune situazioni concrete a Sciacca, ad Agrigento, a Licata, c'è un problema di cardiologi, c'è una carenza di ortopedici, c'è la stroke unit di Sciacca che ancora non è stata compiutamente attivata, c'è l'esigenza di potenziare l'offerta sanitaria. Noi abbiamo
assegnato ad Agrigento ben 33 medici provenienti da paesi terzi attraverso un avviso che abbiamo emanato a livello regionale. Contiamo che anche attraverso questo innesto importante che abbiamo fatto, unitamente a una serie di autorizzazioni per incarichi di chirurgo, diciamo anche nell'area cosiddetta amministrativa di supporto, contiamo che questa nostra straordinaria collaborazione nei confronti della direzione generale possa garantire quei risultati di salute che la popolazione merita. Ultima domanda, ecco, il problema della siccità, della mancanza di acqua, come si affronta nelle strutture ospedaliere anche da parte del vostro assessorato? Diciamo che fin qui non sono state registrate particolari difficoltà, c'è un'esigenza tuttavia anche negli ospedali di garantire la dotazione idrica necessaria, ma è un problema che riguarda le strutture che erogano per esempio prestazioni nei confronti di soggetti emodialitici, per cui anche sotto questo aspetto siamo intervenuti. C'è una unità di crisi che è stata istituita dal Presidente della Regione, c'è un monitoraggio costante, occorre mettere in atto tutte le energie e le azioni utili per garantire una risposta che anche sotto questo aspetto appare assolutamente essenziale. E sempre in tema di sanità, sono 4 gli ospedali che sorgeranno a Palermo, tra cui un nuovo polo pediatrico, il servizio da Palermo. Collaborazione tra Regione Siciliana e Invitalia per la realizzazione di 3 nuovi ospedali a Palermo, il polo di eccellenza pediatrico, il nuovo policlinico e l'ospedale Palermo Nord polo enco-ematologico e la ristrutturazione del padiglione A dell'ospedale Cervello sempre nel capoluogo. Opere per un valore di 747,7 milioni di euro che rientrano nell'accordo tra Stato e Regione Siciliana sulla spesa dei fondi ex articolo 20 per l'edilizia sanitaria. Prosegue il nostro impegno concreto per riqualificare, innovare e adeguare dal punto di vista impiantistico e strutturale gli edifici sanitari dell'isola, dice il presidente della Regione Renato Schifani. Il nostro obiettivo, grazie anche ai fondi statali destinati alla Sicilia, tra fondi ex articolo 20 per l'edilizia sanitaria e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, è quello di costruire nei prossimi anni un sistema sanitario che possa rispondere in tempi ragionevoli a tutti i bisogni di cura e assistenza dei cittadini. L'accordo siglato nelle scorse ore garantisce l'ottimizzazione delle risorse pubbliche, la massima efficienza operativa e gestionale e una rapida cantierabilità degli interventi. La convenzione siglata a Palazzo d'Orléans e che scadrà nel dicembre 2026 prevede che Invitalia supporti la Regione nella realizzazione dei 4 interventi, svolgendo attività di centrale di committenza e di supporto tecnico operativo. Quella di Invitalia con la Regione Siciliana, dice l'amministratore delegato di Invitalia Bernardo Mattarella, è una collaborazione importante che prosegue da tempo e che interessa diversi ambiti strategici per lo sviluppo. La nostra agenzia, con le sue molteplici attività, è uno dei principali attori impegnati nell'attuazione delle politiche pubbliche e della centrale di committenza più qualificata del Paese. Supporteremo l'amministrazione regionale curando la predisposizione e la gestione delle procedure di gara e le attività per accelerare la realizzazione di questi investimenti. Uno degli interventi è di particolare rilevanza poiché riguarda la realizzazione del nuovo ospedale pediatrico di Palermo. Nel dettaglio, 120 milioni di euro saranno destinati alla costruzione del nuovo polo di eccellenza pediatrico che farà capo all'azienda ospedaliera Arnas Civico di Cristina. 348 milioni serviranno per la realizzazione del nuovo policlinico per offrire all'utenza elevati livelli prestazionali in ambienti idonei e accoglienti ma anche sicuri per gli operatori impiegati. 240 milioni saranno destinati alla costruzione del nuovo polo enco-ematologico degli ospedali riuniti Villa Sofia Cervello, che avrà l'obiettivo di costruire percorsi assistenziali di prevenzione, diagnosi, cura e follow-up, fornendo ad ogni paziente le cure sperimentali più avanzate. Infine 39,7 milioni serviranno per i lavori di adeguamento e messa a norma del polo chirurgico e delle emergenze dell'ospedale Cervello nel padiglione A.
I carabinieri di Agrigento arrestano 2 cittadini per spaccio di cocaina, uno è originario di Canicattì, l'altro di Porto Empedocle. Il servizio. I carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Agrigento, nell'ambito di un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno tratto in arresto a Favara, in flagranza di reato per spaccio di cocaina, un 41enne di Porto Empedocle e un 52enne di Canicattì, entrambi con precedenti di polizia. I militari, agendo con prontezza, sono intervenuti durante la cessione di 500 grammi di cocaina che il primo stava effettuando all'interno della propria auto in favore del secondo. Nell'occasione sono stati sequestrati 700 euro ritenuti proventi dell'attività illecita. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti presso la locale casa circondariale San Lorenzo, come disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento, in attesa dell'udienza di convalida, nel corso della quale il GIP convalidava l'operato dei militari dell'Arma, disponendo così la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Il successivo giudizio di merito vaglierà eventuali responsabilità dei soggetti, le quali non sono ancora definitivamente accertate. L'operazione testimonia il costante impegno dell'Arma dei Carabinieri nel contrasto allo spaccio di stupefacenti e nella tutela della sicurezza dei cittadini. E sempre in tema, nel box usato dal boss Matteo Messina Denaro come covo recentemente trovato a Mazara del Vallo, anche tanti soldi e impronte varie. Nel box usato da Messina Denaro durante la sua latitanza in via Castelvetrano a Mazara del Vallo stanno via via per emergere nuove prove, oltre ad un'arma, con 50 munizioni e documenti vari che poi gli inquirenti andranno ad esaminare minuziosamente. È stato infatti rinvenuto del denaro contante e materiale biologico, probabilmente delle impronte. Il GIP intanto ha convalidato il fermo del 49enne Giuseppe Di Giorgi, a cui quel garage apparterrebbe, che resta comunque in carcere. In un vano dell'armadio dell'uomo è stata ritrovata anche la pistola suddetta carica, che l'uomo dice di aver trovato per strada. Al complesso residenziale il ROS e lo SCO, coordinati dal procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia, dall'aggiunto Paolo Guido e dai sostituti Bruno Brucoli e Pierangelo Padova, sono arrivati grazie ad una chiave trovata al mafioso il giorno della sua cattura alla clinica palermitana La Maddalena, dove Matteo Messina Denaro si recava sotto falso nome per sottoporsi alla chemioterapia. Dopo lunghe e complesse ricerche si è però scoperto che la chiave apriva il cancello elettrico del gruppo di immobili. Altre chiavi sono state trovate alla sorella del boss, Rosalia Messina Denaro, e al geometra Andrea Bonafede, che gli ha prestato di fatto l'identità nell'ultima fase e soprattutto per consentirgli di curare il tumore che gli era stato diagnosticato già nel 2020. L'attenzione degli inquirenti si concentra anche su un altro garage che sarebbe collegato al primo e nella disponibilità di un parente di Di Giorgi. Un capitolo, dunque, anche questo, tutto ancora da approfondire. Se non ti porto, non parto. E questo è il nuovo filo conduttore dello spot realizzato dalla Polizia di Stato contro l'abbandono degli animali, soprattutto nella stagione estiva. Ve lo proponiamo. Lei è meravigliosa, gentile, comprensiva, ma anche forte, dinamica, donna e poliziotta. Ciao, finalmente in vacanza insieme. Certo che andiamo insieme. E tu che ci fai qui? Chi? Io? Se non ti porto, non parto.
Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ha nominato l'avvocato Alessandro Dagnino nuovo assessore all'economia. Dagnino prende il posto dell'europarlamentare Marco Falcone. Ieri ha già rassegnato le dimissioni dal componente del Consiglio Camerale della Camera di Commercio di Palermo Enna e da vicepresidente di Confcommercio Palermo. Il neoassessore giurerà davanti all'Assemblea regionale siciliana nei prossimi giorni. È bastata una ponentata estiva per fare avanzare verso est l'erosione nel viale delle dune e minacciare nuovamente la pista ciclabile e la strada, ma c'è ancora di più. La mareggiata di questa notte ha portato in superficie la pianificazione dell'ex chiosco Magaria, rendendo nuovamente la spiaggia pericolosissima per la balneazione. Sentiamo in merito, ma anche da altri punti, il dottor Claudio Lombardo, responsabile di Mare Amico Agrigento. Siamo con Claudio Lombardo di Mare Amico. Ecco, è bastata una ponentata estiva per fare avanzare verso est l'erosione nel viale delle dune e minacciare nuovamente la pista ciclabile, ma lei è intervenuto anche sul degrado che in questi giorni c'è stato proprio in quella zona e che, guarda caso, subito dopo è stato ripristinato l'habitat naturale. Ecco, cosa sta succedendo a San Leone in quel tratto di costa? È inevitabile quello che è accaduto ed era prevedibile. Purtroppo il fenomeno erosivo aumenta e va sempre avanti perché non si pongono in essere delle misure, non dico risolutive, ma certamente idonee per frenare questo fenomeno. Appena finiti i lavori per il ripristino della pista ciclabile, quindi con i massi messi a difesa della strada, la prima ponentata d'estate, e non neanche osiamo pensare quello che potrà accadere durante l'inverno, la prima ponentata d'estate ha scalzato nuovamente la spiaggia. Ma ancora c'è un fatto ancora più grave: l'erosione ha portato in superficie quelle che erano i residui di un ex chiosco, il Magaria. Purtroppo questo è un danno anche per la balneazione, perché questa spiaggia è diventata molto molto pericolosa. Bisogna intervenire subito. Abbiamo già chiamato la ditta che aveva costruito il chiosco, c'è la loro disponibilità a porre in essere delle misure idonee a rendere sicura la spiaggia, però nel frattempo è una brutta immagine per San Leone. Ma c'era anche una proposta di mettere delle barriere, diciamo, sott'acqua, no? Per evitare questa continua erosione? No, non è mai stata posta in essere nessuna proposta in tal senso, che sarebbe una cosa utile, come sarebbe utile, e questo l'abbiamo fatta noi la proposta a marzo, allora quando ci fu la conferenza dei servizi con l'assessorato regionale al territorio e ambiente. Abbiamo detto che la causa scatenante di questo fenomeno erosivo era il pennello perpendicolare nel viale delle dune. Questa intrappola la sabbia e non permette la libera circolazione delle sabbie. Questo è il fenomeno erosivo che è presente in quasi tutte le coste siciliane, accentua questo danno, e probabilmente quest'inverno perderemo un altro pezzo di spiaggia, e purtroppo penso che cadrà un altro pezzo di pista ciclabile della strada del Viale del Dune, se non si fa qualcosa. Dottor Lombardo, ecco, lei attenziona molto anche la Scala dei Turchi e Punta Bianca, due diciamo importanti bellezze della nostra costa agrigentina, che purtroppo spesso vengono calpestate nel loro utilizzo. Le persone ci vanno addirittura direttamente anche con le moto, con le macchine. Allora, Punta Bianca è attualmente ferma.
Da quando si è insediato questo nuovo governo regionale non si è fatto nulla. Con il precedente governo, il Musumeci, avevamo posto in essere qualcosa per cercare di far partire questa riserva. Da quando c'è questo nuovo governo non si è visto nulla. Auspichiamo che il nuovo assessore, che dicono sia una Agrigentina, il nuovo assessore regionale al territorio e ambiente, prenda a cuore questo problema come ha sempre fatto e quindi provochi un'accelerazione nell'istituzione di questa riserva per quanto riguarda Punta Bianca. Per quanto riguarda invece la Scala dei Turchi, in questo momento, mentre noi parliamo, stanno posizionando un corridoio per permettere la fruizione in modo assolutamente controllato e contingentato delle entrate. Quindi annunciamo che prestissimo, forse la prossima settimana, la Scala dei Turchi potrà essere fruita anche diciamo sulla Marna in modo assolutamente contingentato, e questa è una buona notizia. Un altro fatto che le interessa anche personalmente, ecco, ci arrivano comunicati che a Zingarello purtroppo l'acqua arriva ogni 20-25 giorni. So che lei abita in quella zona, quindi spendiamo anche qualche secondo su questo grave problema che interessa tutta la città, ma Zingarello sembra una rocca perduta, diciamo, nel mare. Praticamente il problema idrico di Agrigento e della Sicilia lo conosciamo tutti, ma noi ci siamo resi conto, abitanti di Zingarello, che Zingarello è una zona di serie C, neanche serie B. Avevamo sempre avuto l'acqua una volta alla settimana e cercavamo di con il razionamento di farcela durare. Ora siamo passati a 2, addirittura 3 settimane. È una zona di serie C e non è una situazione tollerabile, perché tutti gli abitanti hanno gli stessi diritti e quindi dovremmo ricevere l'acqua almeno ogni 10 giorni, e questo non avviene, almeno quest'estate non è mai avvenuto. E prosegue al Teatro dell'Efebo nel Giardino Botanico di Agrigento la rassegna del Teatro Classico e del Mito, organizzata dal Libero Consorzio Comunale. Dopo il grande successo di Antigone, domani sera, 24 luglio alle ore 21, sarà la volta di un'altra produzione della Dide di Michele Di Dio, ovvero 7 contro Tebe, tragedia di Eschilo, con adattamento e regia di Cinzia Maccagnano, già ammirata giorni fa in Antigone. Le musiche originali del maestro Marco Podda, autore di diverse composizioni in molte tragedie greche dell'Istituto Nazionale Dramma Antico di Siracusa. La città e i suoi problemi mai risolti, da questo il presidio dei sindacati a Palazzo Pagauni a Palermo, che lamentano un dialogo mai avviato con il sindaco La Galla. La corrispondenza da Palermo. Stamane a Palazzo Palagoni a Palermo, CGIL e Cisla Uil in presidio per chiedere al sindaco La Galla maggiori attenzioni sulle criticità della città. Mai avviato, a quanto dicono i rappresentanti sindacali, un vero e proprio dialogo. Riflettori accesi su sicurezza, problemi strutturali legati al bilancio, al PNRR e alle partecipate, oltre che alle emergenze sociali. Perché manca il dialogo con il sindaco? Ma questa è una bella domanda a cui stiamo provando ad avere una risposta. Alcune volte pensiamo che si vogliano affrontare i problemi senza una visione complessiva della città, quindi significa mantenere vive soltanto le emergenze. Noi come CGIL Cisla Uil chiediamo invece un'azione complessiva nei confronti di una città che purtroppo, a prescindere da quello che dice il sindaco, a prescindere dalle cose che sono state fatte, ha necessità di tante cose che guardano all'interesse delle persone, dei pensionati, delle pensionate, dei lavoratori e lavoratrici, dei bambini di questa città, delle persone che questa città la vivono, dei turisti di questa città. Noi abbiamo provato a dire al sindaco che vorremmo fare un ragionamento complessivo, però dopo tanto tempo abbiamo notato questa indifferenza istituzionale. Il dialogo si è interrotto, verrebbe da dire che non è mai partito veramente, nel senso che l'approccio che l'amministrazione comunale ha tenuto nei confronti delle organizzazioni sindacali è stato un po', sopporta,
il rapporto con le organizzazioni sindacali, ma chiaramente da parte loro non c'è una disponibilità ad affrontare le questioni che riguardano gli interessi generali della città. Quando noi chiediamo di essere coinvolti sulla gestione, diciamo, dei progetti del PNRR, piuttosto che delle strategie che ruotano attorno alle aziende partecipate o anche il bilancio, poniamo al centro gli interessi naturalmente delle lavoratrici, dei lavoratori, dei pensionati, dei disoccupati e in generale, diciamo, l'interesse pubblico. Questa non volontà dell'amministrazione comunale ad affrontare con il sindacato queste discussioni naturalmente è frutto di una volontà politica ben precisa. Parto proprio dal mancato dialogo, dalla preclusione di una possibilità di dialogo con le organizzazioni sindacali, che non fa il paio certamente con quello che è stato uno dei presupposti della campagna elettorale del sindaco, dove auspicava, dove parlava tanto alla comunità di democrazia partecipata, ma tutto questo noi in realtà non lo stiamo riscontrando. Linea alla regia per la pubblicità. E il ministro dei trasporti Salvini ha inaugurato ieri 2 nuove fermate della metropolitana di Catania. Sentiamo le interviste ai protagonisti e allo stesso ministro Salvini. È un bellissimo lunedì, caldo ma bello, perché inauguriamo 2 nuove fermate della metropolitana Catania a servizio dell'ospedale di un quartiere popolare. È solo l'inizio di un lungo percorso che arriverà a portare a Catania e alla provincia di Catania una delle reti metropolitane più estese d'Italia. È uno dei tanti lavori, dei tanti cantieri che sto seguendo da ministro, quasi 100 miliardi fra strade, autostrade e ferrovie, fra Sicilia e Calabria, e quindi sono contento perché stiamo recuperando anni e anni di dimenticanze. Il ponte sullo Stretto porterà a una grande rete metropolitana che unirà Sicilia e Calabria con delle nuove fermate anche a Messina, quindi stiamo correndo per restituire a siciliani e calabresi quel diritto alla mobilità e al lavoro che negli anni passati non sempre hanno avuto. Gli dovremo finanziare la tratta per la ferrovia del ponte o tutto? No, l'Europa finanzia una parte della progettazione sulla ferrovia perché non può progettare strade per il PNRR, può finanziare solo strade ferrate, ferrovie, però l'obiettivo rimane quello di chiudere il progetto entro quest'anno, aprire i cantieri entro quest'anno, e il fatto che l'Unione Europea ci metta decine di milioni di euro vuol dire che come noi e come tanti siciliani crede nel progetto. Il governo lavora tanto e bene, lavorerà fino all'autunno del 2027. In Europa abbiamo posizioni diverse da sempre. Io penso che questa commissione sia partita malissimo perché i cittadini hanno chiesto il cambiamento, si sono riproposti con le stesse facce, e pensare che ci siano tasse per 100 miliardi all'anno a carico degli italiani è qualcosa che da ministro e da italiano non mi lascia tranquillo. Però la Lega, sia in Italia che in Parlamento europeo, visto che siamo il terzo gruppo, difenderà il diritto al lavoro, alla salute e al risparmio degli italiani. Giochi fatti, mancano più di 3 mesi al voto, rispetterò il voto degli americani qualunque sia perché i nostri rapporti con gli Stati Uniti sono e saranno ottimi. Non è un mistero la mia preferenza per Trump e i repubblicani, contando che rappresenti il ritorno alla pace, perché troppe guerre stanno portando morti e problemi nel mondo. Io penso che Trump abbia le idee chiare per riportare un po' di serenità, un po' di stabilità e un po' di pace necessaria nel mondo. Un altro grandissimo passo è stato compiuto, adesso manca la tratta Stesicuro-Aeroporto, insomma questa è una stazione, 2 stazioni, Fontana e Montepo, che completano i primi 10 km di questa importante metropolitana. Importante traguardo che oggi raggiunge FCE, dopo 25 anni che è partita la metropolitana, colleghiamo finalmente anche le aree più marginali della città col centro urbano, serviamo direttamente il polo ospedaliero Nuovo Garibaldi, veramente un grande momento e ci auguriamo che questi momenti si possano ripetere con una frequenza ancora più maggiore. Ingegnere, quando la tratta Stesicuro Aeroporto, che è quella che attendono tutti i catanesi e non solo? A brevissimo riprenderemo lo scavo sotto via Castromarino e poi affideremo entro l'anno i lavori per riprendere lo scavo fino all'aeroporto. Tempi di consegna? Tempi di consegna 2027, vediamo se riusciamo a farlo al massimo 2028. Di questa nuova tratta in Seguenza o più vicina, era stato annunciato tra l'altro qualche settimana fa, ci saranno dei bus
direttamente dalla stazione di Montepò fino a Mister Bianco e a Lineri? Assolutamente sì, ci sarà coperta appunto Montepalma, Lineri, ma anche Mister Bianco Centro, e su Belsito abbiamo già stipulato una convenzione che darà il servizio di collegamento MTS tra appunto il quartiere di Belsito con la linea metropolitana. Oggi siamo contenti perché è una bella giornata per Catania, per la Sicilia, ma chiaramente noi siamo qui a tenere alta l'attenzione sulla tratta che va da Montepò a Mister Bianco Centro. Non possiamo assolutamente sottacere sulla nostra preoccupazione e auspichiamo che oggi il Ministro prenderà posizione e ci darà anche qualche novità importante, perché sappiamo che i lavori del CCT devono chiudere questo contenzioso, ma noi auspichiamo di inaugurare il cantiere e quindi l'inizio dei lavori dell'8 Montepò Mister Bianco Centro, altrimenti servirà una metropolitana monca. Quindi siamo qua con grande gioia, finalmente si allunga il servizio metropolitano, ci avviciniamo alla città di Catania, ma non basta, vogliamo il lotto che collegherà, di fatti diventerà il collettore più importante e che quindi collegherà la metropolitana fino alla città di Paternò. È anche un museo da abbellire questo luogo straordinario. Beh sì, devo dire che l'iniziativa di fermate d'arte all'interno della metropolitana è stata un'idea dell'amministrazione comunale, del sindaco Trentino insieme al direttore Fiore. La dottoressa Noto ha curato insieme allo staff del Castellursino, all'architetto Persano, l'allestimento che vedrete all'interno. Diciamo che un museo all'interno della metropolitana, senza inventare nulla perché accade in altre città d'Italia, è un modo per dare un'identità a un classico non luogo come una fermata della metropolitana e far capire che Catania ha nella propria storia, nella propria identità un patrimonio culturale da far conoscere, e può farlo anche attraverso un'iniziativa popolare come quella dell'apertura di una fermata della metropolitana. Nell'ambito delle iniziative del 25° anniversario dell'istituzione del Parco Letterario Luigi Pirandello nel Cerchio del Caos, dopo la tavola rotonda si è svolto il viaggio sentimentale, il Caos, con Francesco Naccari, Maurizio Frattacci, Francesco Porretta. Vi proponiamo uno scorcio dello spettacolo. Nell'ambito delle iniziative del 25° anniversario dell'istituzione del Parco Letterario Luigi Pirandello nel Cerchio del Caos, il giorno dopo la tavola rotonda si è svolto il viaggio sentimentale, il Caos, con Francesco Naccari, Maurizio Frattacci, Francesco Porretta, un evento che ha avuto un ampio riscontro alla presenza non solo di tante autorità cittadine, ma di vari appassionati del drammaturgo agrigentino Luigi Pirandello. A causa di questa grande moria, mia madre mi mise al mondo prima del tempo previsto, in una campagna solitaria e lontana dove si era rifugiata. Un mio zio quella notte andò con un lanternino in mano in cerca di una contadina che aiutasse mia madre a mettermi al mondo. Ma mia madre si era già aiutata da sé ed io nacqui prima che questo mio zio tornasse con la contadina. Raccattata alla campagna la mia nascita fu scritta nei registri di quella città situata sul colle, tra i tanti che morivano giornalmente in quell'anno. Uno che nasceva era come una correzione da prendere tanto più a conto quanto più insufficiente e meschina era. Ma è pur vero che la mia nascita per gli altri era cosa certa, che non potevo nascere altrove, ma dovevo nascere lì e non potevo nascere né prima e né dopo. Dunque io sono figlio del caos, e non allegoricamente, ma in giusta realtà, perché sono nato in un intricato bosco della campagna di Girgenti, chiamato Cavusu dagli agrigentini, una corruzione dialettale dell'antico vocabolo greco, xaos. Tranquilli, è normale che accadano queste cose qua dentro di notte per eventi speciali. Io vi avverto, che se voi vedete la vita ancora dentro i limiti del naturale e del possibile, qua non ci capirete nulla. Noi siamo fuori di questi limiti, per grazia di Dio. A noi basta immaginare e subito le immagini si fanno vive da sé. Basta che una cosa sia in noi ben viva e si rappresenta da sé per virtù spontanea della sua stessa vita. La casa si mette ogni notte per eventi speciali, così, in musica e in sogni.
I sogni a nostra insaputa vivono fuori di noi per come ci riesce di farli, incoerenti. Ci vogliono i poeti per dare coerenza ai sogni. Non bisogna più ragionare. Qua si vive di questo, privi di tutto ma con tutto e niente per noi, ricchezze indecifrabili, ebollizioni di chimere, le cose che ci stanno intorno hanno senso soltanto nell'arbitrario in cui per disperazione ci viene voglia di cangiarle. Disperazione a modo nostro, badiamo, ma sì, siamo pigri, seduti contempliamo enormità mitologica, normalissime, visto il genere della nostra esistenza. Udiamo voci, risa, vediamo sorgere incanti che ci rimangono scomposti negli occhi, avvacinati dal troppo sole di questa isola. Ma scusate, perché siamo qua? Siamo qua per raccontare la vita del nostro Luigi Pirandello. Raccontarla rimanendo su quel filo sottile che divide la realtà dalla fantasia, cioè la vita reale di Pirandello con quello che poi lui racconta nelle sue opere e quanto c'è nelle sue opere della sua vita reale. Il colera, che già era in molti posti della Sicilia, arriva anche qua a Girgenti. Stefano, avendo la moglie gravida, per paura che prenda la malattia, la porta in questa campagna solitaria, dove non c'è nessuno, e la lascia qui, la moglie con i 2 bambini. Lui se ne va a altri affari, commercio in giro per la Sicilia, ma si ammala, viene contagiato, ma non torna in casa, si ricovera presso dei parenti, ed è vivo per miracolo, Infatti dopo un mese finalmente guarisce e ritorna in casa. Ma la moglie appena lo vide, lui non se ne è reso conto che non solo era dimagrito, ma era proprio stracangiato nel viso. La povera donna appena lo vide nemmeno lo riconosce più e si spaventa. E 2 notti dopo, a causa di questo spavento, mette al mondo Luigi Pirandello prima del tempo previsto, di 7 mesi. Un antico proverbio recita: figlio settimino o diavolo o padrino. Questo già è uno dei primi casi in cui la povera donna si spaventa, e chissà perché ogni volta che la donna si spaventa succede qualcosa a Pirandello. In questo caso nasce prima del tempo. Per le notizie sportive, sensazionale colpo di mercato dell'Agragas, il giocatore Simone Lofaso, esterno offensivo classe 98, che ha giocato anche in Serie A. Il servizio. Sensazionale colpo di mercato dell'Agragas, del presidente Carmelo Calla e del patron Giuseppe Deni. La società biancazzurra regala ai tifosi del gigante un vero fuoriclasse. È un giocatore dell'Agragas, Simone Lofaso, esterno offensivo classe 98, uno dei più forti calciatori della Serie D, con alle spalle una carriera strepitosa. La trattativa è stata lunga e complessa, conclusa positivamente la notte scorsa dal direttore sportivo Giuseppe Cammarata dell'Agragas. Lofaso ha giocato in Serie A, debuttando con la maglia del Palermo, la sua città. A lanciarlo nel massimo campionato italiano è stato l'allenatore rosanero all'epoca Roberto De Zerbi, che definì Simone il talento più puro mai allenato in carriera. Le sue principali caratteristiche sono la rapidità e il dribbling, un fantasista puro insomma, soprannominato il ballerino per via delle eleganti movenze sul prato verde. Da giovane ha indossato le maglie delle varie under azzurre, all'età di 13 anni il passaggio al Siena, uno dei migliori settori giovanili italiani. Quindi il rientro al Palermo, il debutto in Serie A a 18 anni con la maglia rosanero contro il Milan. Simone Lofaso è successivamente ingaggiato dalla Fiorentina, dove però la sua carriera si è fermata improvvisamente a causa di un infortunio. Torna quindi a Palermo e nel 2019 firma per il Lecce in Serie A. Lofaso gioca nel Cesena in Serie C, successivamente è tesserato dalla Pistoiese e sempre in terza serie, passa poi alla Folgore Caratese in Serie D, contribuendo all'approdo ai playoff dei Brianzoli, firmando gol e assist. Veste successivamente la maglia del Livorno, rientra in Sicilia per giocare col Siracusa.
La società biancazzurra dell'Akragas accoglie con un caloroso benvenuto il nuovo gigante Lofaso, preannunciando altri colpi straordinari al calciomercato. Bene, questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle ore 15 e alle ore 20 con replica la mattina alle ore 9. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.